Questa era L'Eternità, la canzone numero 4 dell'inizio di Fabrizio Moro, e Fabrizio è proprio in diretta qui con noi. Fabrizio, ci sei? Eccomi, ciao ragazzi. Buonasera, benvenuto ai Ci sei tu, qui su Radio Luis, da Vincenzo Capua. Ciao, Silvianella. Buonasera. Buonasera. Ciao ragazzi. Ciao Fabrizio. Stavo cercando di mettere l'auricolare, ma se mi aspettate 20 secondi io lo inserisco. Vai. Aspetta, Assolutamente sì, una sorpresa questa sera con noi appunto ai microfoni. Mi sentite così? Ti sentiamo benissimo. Forte e chiaro. Oh, eccolo, così non so meglio. Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito qui ai Ci sei tu. Ma non c'è di che, grazie a voi ragazzi. Guarda, scherzi, ci sono arrivate davvero tante domande già da parte dei tuoi fan nel nostro piccolo, nella nostra pagina, e vorrebbero chiederti davvero di tutto, ma noi vogliamo intanto partire dalla fine, o meglio dall'inizio. Il tuo nuovo album, che è uscito 3 mesi dopo, Ancora Barabba. Volevano sapere i nostri fan come mai è passato così tanto tempo dopo l'ultimo album, e come mai dopo 4 album e comunque un successo ormai affermato hai deciso di chiamare questo album L'Inizio, come se fosse un ripartire da zero. Ma in realtà per ogni lavoro, per ogni album si riparte sempre da zero, perlomeno così che la vedo io, sai, ogni nuovo lavoro, ogni nuova produzione è sempre un nuovo punto di partenza, perché poi comunque dalla data di pubblicazione di Pensa nel 2007 c'è stato poi un continuo evolversi, e quindi quest'album è stato, diciamo, tra tutti quelli che ho pubblicato da allora, l'album in cui nell'arco di tempo che è passato tra Ancora Barabba, che è stato l'ultimo lavoro che ho pubblicato circa 3 anni e mezzo fa, e questo comunque è stato l'arco di tempo più importante della mia vita, perché al di là del fatto che sono successe una serie di cose personali, per motivazioni personali, ma anche per motivazioni pratiche, perché è cambiata la produzione, sono cambiati alcuni musicisti. Io tanti di voi che mi conoscono sanno che lavoro sempre con lo stesso team ormai da 15 anni, sì. E quindi cambiare produzione, cambiare comunque anche in un certo senso sound, cambiare prospettive, perché noi siamo ripartiti da zero con quest'album, perché abbiamo fatto il solito tour nelle piazze, nei campi sportivi quest'estate, e poi stiamo continuando nei club, nei locali un po' più piccoli, cioè, di tutta Italia. Mi sto cercando di misurare anche con questa nuova dimensione, no? Fabrizio, quanto è stato importante Pier Cortese proprio su questa produzione nuova? Ma Pier si è accorto di essere un grande produttore lavorando su questo disco. È stato non importante, è stato fondamentale secondo me, perché attraverso comunque le sue idee sono riuscito attraverso le sue idee, attraverso il confronto che ho avuto con lui, sono riuscito insomma a capire quanto è fondamentale la figura del produttore artistico in un lavoro, perché fino a poco tempo fa comunque io mi misuravo solo ed esclusivamente con i musicisti, no? Scrivevo le canzoni a casa, nella mia stanza, nel mio studio, e dopo le andavo ad arrangiare in cantina, in sala prove. Si batteva il 4 e si partiva, si registravano, 10 take, sì. E da lì si sceglieva la migliore, poi andandola un po' a ritoccare in fase di post-produzione. Con Pier c'è stata un'accuratezza che prima non avevo mai avuto, siamo stati giorni, mesi, anni addirittura, perché la fase di produzione dura 2 anni e mezzo, comunque su un suono, magari ci siamo soffermati sul suono del rullante piuttosto che sul suono della cassa, piuttosto che sul suono della singola parola. È stato tutto al minimo dettaglio, ma appunto la traccia numero 9 di quest'album è L'Italia di tutti, canzone bellissima dedicata al nostro paese. Come è nato questo pezzo, e vedi un filo di connessione tra questa canzone e Pensa? Ma il filo conduttore alla fine, sì, sono io il filo conduttore che c'è tra questa canzone e Pensa alla fine, perché ogni storia poi è a sé. Questa è una canzone che volevo scrivere da tempo, una canzone dove ho voluto esprimere il rancore, ma soprattutto l'amore che nutro nei confronti della nostra terra. Quando vai a toccare argomenti di questo tipo, comunque la linea tra il trovare un linguaggio, mi permetto di dire, magari originale, certo, o diverso, e quella di essere banale e retorico e molto sottile, quindi per molti anni ho avuto questa idea nella testa, come per molti anni ho avuto l'idea di scrivere il mio punto di vista sull'onorevole Giulio Andreotti, come per molti anni ho avuto l'idea di scrivere una canzone per mio figlio, però sai, queste cose poi quando vai a scriverle a tavolino
parti dalla cellula principale, no? Ma poi non riesci, perlomeno per quanto mi riguarda non sono riuscito fino ad oggi ad esprimerle al meglio. Ecco, invece su questo disco ho scelto accuratamente, ho selezionato le storie che volevo raccontare e che volevo esprimere, e credo in un certo senso di esserci riuscito. È il disco più importante che fino ad oggi ho pubblicato. Senti, ma vogliamo fare un salto indietro, parliamo di Sanremo. Pochi sanno che la tua prima partecipazione appunto al Festival di Sanremo non è stata quella trionfale nel 2007 con Pensa, ma quella nel 2000 con Un giorno senza fine, esperienza che purtroppo non ha prodotto i risultati sperati fin dall'inizio. Ma quanto è stato difficile continuare con la musica, e quanto è cambiato quel Fabrizio da quel giorno? Quanto è cambiato? Stiamo parlando di 13 anni fa, quindi è cambiato tantissimo. Ti raccontavo prima all'inizio della nostra intervista che in quest'arco di tempo in cui ho scritto l'inizio comunque sono successe delle cose pazzesche nella mia vita, dalla nascita di mio figlio, dalla nascita della mia bambina, che è nata un mese fa appunto, da insomma esperienze a livello lavorativo pazzesche, cose che fino a qualche anno fa non mi aspettavo, cose che 13 anni fa ovviamente non mi aspettavo. Ma è stato quasi un bene, è stato quasi un bene uscire poi con Pensa nel 2007. Assolutamente sì, perché quando sono arrivato nel 2000 a Sanremo Giovani con quel brano lì non ero assolutamente pronto, sia a livello artistico ma soprattutto a livello umano, per affrontare poi il percorso che sto affrontando oggi. Questo è un percorso molto molto complicato, perché tanti di voi, tanti ragazzi della tua età, della vostra età comunque vedono comunque il mondo dello spettacolo e il mondo della musica, adesso senza generalizzare, però la maggior parte dei ragazzi con cui mi confronto comunque sono musicisti, interpreti, quelli che incontro spesso nel backstage dei miei concerti, no? Sì. Vedono questo mondo così a colori, no? Guardando soltanto la parte più bella, la parte in cui riesce ad essere un ragazzo di 38 anni realizzato, che può avere quello che vuole in un certo senso, perché è riuscito comunque tra virgolette a sfondare nel mondo della musica, no? È vero che quella parte, la parte magica esiste, e rincorriamo anche quella poi nella vita, ma poi c'è tutta una controparte dietro, ed è quella che va capita a fondo. Cioè, per fare questo lavoro poi alla fine devi avere delle cose da raccontare, prima di andarti ad esprimere con il popolo che hai davanti. Comunque deve avere un background pazzesco. Ecco perché io in un certo senso non sopporto e non condivido la filosofia di pensiero dei talent show, no? Certo. Perché oggi un ragazzo di 20 anni magari arriva lì e con una settimana diventa popolarissimo e riesce ad ottenere successo con pochissima gavetta. Ora non voglio dire che nessuno fa gavetta a 20 anni, però magari per poi affrontare. No, non lo guardo, non lo guardo perché guardo pochissima televisione, perché mi spappola il cervello, soprattutto negli ultimi anni non ho più visto televisione. E ti dicevo, alla fine prima di andarti a confrontare con il popolo che hai davanti devi avere un background pazzesco, devi avere 20 anni di piazza sulle spalle, andare a suonare nei posti peggiori, andare a suonare nelle bettole, è la migliore palestra, possiamo dire, ascoltare tutti i dischi che hanno fatto la storia del rock, della musica internazionale, non solo di quella italiana, guardare tutti i film che hanno fatto la storia del cinema, fare dei figli, insomma, andare a lavorare nei posti in cui non vorresti lavorare, e comunque delle storie dentro che ti hanno formato, per poi poter riuscire a raccontare quello che stai vivendo, no? Certo. Perché se tu non provi tutto questo, tu non assorbi tutto questo, anche in parte malessere, ecco, mi piace descriverlo così, e poi nei momenti in cui vai in down, perché questo è un lavoro dove difficilmente raggiungi l'equilibrio, ci sono dei momenti in cui stai su e dei momenti in cui non ti si fida nessuno. Ecco, nei momenti in cui non ti si fida nessuno, quella palestra che vi racconto serve tantissimo, perché sennò vai a finire allo psicanalista poi, capito? Certo, questi sono consigli fondamentali anche per i giovani artisti che si affacciano a questo mondo, ma tu hai fondato una tua etichetta proprio per non scendere a compromessi con l'industria discografica. Volevo sapere, secondo te, quali sono i pro e i contro di questa scelta per affrontare il mondo della musica? Guarda, prima mi hai detto sono passati 4 anni dalla data di pubblicazione dell'ultimo album, perché ci hai messo così tanto tempo, no? Sì. Allora, a parte l'ispirazione, a parte la crisi da foglio bianco che ho avuto, ho la possibilità, per fortuna, di gestire la mia etichetta discografica e di uscire quando voglio, così che contrattualmente parlando comunque non devo
non devo sbrigarmi, non devo stare lì a cercare il brano per uscire, perché di contratto comunque devo rispettare quello che ho firmato con Sony piuttosto che con Universal o piuttosto che con Warner, che sta nella mia vecchia multinazionale. Ecco, questo è un vantaggio non indifferente, perché esci con un disco quando hai realmente qualcosa da raccontare, quando hai un pezzo di vita da esprimere a livello musicale. Per il resto comunque poi è tutto molto complicato gestirsi da solo. È vero che godi di questo tipo di libertà, però poi quando vai a confrontarti, ecco, col sistema mediatico trovi tanti intoppi, perché un conto è andare comunque a promuovere il tuo singolo attraverso, ecco, la Sony per esempio, che oggi è la mia etichetta di distribuzione, non di produzione. Un conto è andare a promuovere un tuo lavoro attraverso la fattoria del Moro Publishing, è molto molto più complicato, però oggi per fortuna ci sono i network, c'è il web, c'è la rete, io faccio tanti live attraverso il passaparola, i concerti, le mie comunicazioni continue sulle mie pagine di Facebook, su Twitter, comunque riesco ad arrivare a tantissima gente. La comunicazione è più facile, più diretta. Diciamo che così il tuo popolo cresce, ci vuole un po' più di tempo, ecco, per arrivare. Rimane fedele e cresce sempre di più, questo penso. Bravo, ecco, sì. L'importante è che rimanga fedele, ecco, non ho bisogno di stare tutti i giorni in televisione o in radio per andare a fare magari un concerto e per dedicarmi ai miei fan, ecco, ci sono tante persone che fortunatamente da svariati anni mi seguono anche senza l'appoggio di una multinazionale, di questo vado molto fiero. Lo so bene. Guarda Fabrizio, la prima cosa che ti ho chiesto, mi ricordo quando ci siamo conosciuti, è stata come mai non hai deciso di partecipare tu stesso a Sanremo 2012 con il tuo brano Sono solo parole, che invece hai deciso di cedere, di donare a Noemi. Volevo sapere proprio come mai hai fatto questa scelta e se magari ora, un anno dopo, tornando indietro, la rifaresti. Sì, la rifarei assolutamente, perché è una goduria pazzesca, perché così mi gusto comunque Sanremo da casa, perché quando stai lì è un'ansia continua, una pressione continua. Oggi a 38 anni, dopo averne fatti 4 come interprete e 1 come autore, credo, non mi ricordo bene. Sì, esatto. Oggi non ce la faccio a sopportare quella pressione lì, oggi, nel senso che proprio in questo determinato momento della mia vita non ho le forze per sopportare quell'ansia lì, quell'ansia che si crea lì in sala stampa, l'ansia di prestazione che comunque poi ti mettono i giornalisti e la critica. Ecco, preferisco lavorare come autore. Lavorare come autore per me è stata ha avuto una riconoscenza poi nel tempo pazzesca, tanto che dopo il successo che ha avuto Noemi, tanti interpreti, anche interpreti molto più maturi rispetto a Veronica, comunque mi hanno chiesto i brani. Ecco, per me credo, al di là di Gaetano Curreri ci sono tanti altri interpreti che adesso non posso nominare perché i progetti sono in via di sviluppo, sono in corso. Però ecco, questa credo che è una strada che perseguirò per molto tempo ancora. Quindi, Sanremo ancora per adesso non ci penso. Nel tuo futuro quindi non c'è Sanremo ancora? Assolutamente no. Senti, allora chiudiamo con il tuo tour. Quest'estate, come ogni anno, hai girato il paese in lungo e largo, lo sa bene Vincenzo, appunto, che ha aperto diverse delle tue date e hai dato vita a delle vere e proprie feste, oppure fieste come ti piace chiamarle. Il 16 novembre sarai qui a Roma, all'Auditorium di Via della Conciliazione. Porterai lo stesso spirito anche nei teatri d'Italia? Ma in realtà è la prima volta che vado a suonare in un teatro col mio repertorio, ecco, perché è un repertorio prettamente rock, diciamo, ecco, la festa della birra, la fiesta, come hai detto tu, no? Sì. Ci sono magari, ecco, la tipologia di brani che eseguo dal vivo, comunque, ecco, hanno delle sonorità comunque abbastanza accattivanti, rock, e andare a suonare in acustico in teatro comunque è un'idea che mi casa da un sacco di tempo, e stiamo riguardando un po' tutti gli arrangiamenti, stiamo cercando logicamente di proporre e di regalare al mio pubblico comunque un'esperienza totalmente nuova. Ci saranno tanti ospiti, ci saranno tanti brani che non siete comunque abituati ad ascoltare in piazza e nei concerti che avete visto fino ad oggi, e ci saranno tantissime sorprese, io non vedo l'ora. Sappi bene che noi ci saremo lì ad ascoltarti. Ma voi dovete essere i primi, insomma, io vi aspetto lì, mi fate sempre felice, e quindi adesso io vi do
un grandissimo abbraccio, vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato. Grazie a te. Grazie a te. Vogliamo chiudere con gli auguri ad Anita, ormai è nata un mese fa, mi ricordo, a Cerreto di Valle Rotonda, io ero lì aprendo la serata. C'ero anch'io. C'era anche Alessandro in mezzo al pubblico e vogliamo fare gli auguri veramente di cuore ad Anita. Grazie, purtroppo è un mese che non dormo perché piange in continuazione. Da qui ho visto subito la differenza tra uomo e donna, che le donne sono subito rompicoglioni appena nato. Libero era più tranquillo. Abbastanza più tranquillo, sì. Grazie Fabrizio, grazie di cuore e a presto, qui su E Ci Sei Tu. Grazie ragazzi, grazie. Ciao Fabrizio, ciao. Ciao. E allora noi continuiamo e andiamo a ascoltare L'Italia è di tutti per continuare questa scia con Fabrizio Moro. Che emozione, ragazzi. Tra la sconfitta e la vittoria, il nostro paese ha la sua grande storia, a volte deriso, poi massacrato, preso a sassate in un grande teatro, lasciato da solo come un bambino che cerca la mano per il suo cammino, amato ed odiato, in parte cambiato da facce spietate con un bel vestito. L'Italia è di tutti, di chi l'ha incontrata negli anni di piombo nell'acqua passata, di chi è stato zitto con troppa omertà, di chi gli ha negato la verità, di quelli che stanno coi piedi per terra, di chi l'ha difesa facendo la guerra. L'Italia che sogna, l'Italia che piange, il 2 agosto Bologna. L'Italia è di tutti, l'Italia è di tutti. Il nostro paese nella sua dolce vita, gridando ha strappato la bocca cucita, coi lividi addosso, il volto riflesso in una bandiera un poco sbiadita. L'ho visto da dietro a un telegiornale, sdraiato sul letto di un ospedale, le scarpe di fango, le mani di legno e gli occhi arrossati da lacrime amare. L'Italia è di tutti, di chi vuole amarla, di chi è stato male soltanto a guardarla, di chi l'ha umiliata dicendolo giuro e poi gli ha negato persino il futuro, di un vecchio che è stanco ma in fondo ne è fiero e si commuove pensandola in bianco e nero. L'Italia che cade, rialza la testa e rialza la testa. L'Italia è di tutti. L'Italia è di tutti. Di chi ha un grande vuoto nell'immaginario e di uno studente universitario, di chi poi si è reso ed è andato via e lo penso ogni tanto con malinconia. Le mani pulite, le menti tradite, di quelli di troppe promesse mancate, di chi sopravvive nel suo dormiveglia, dei morti per mano di un capofamiglia. È di tutti. L'Italia 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 è di tutti. Stringiti ancora un po' a me per dare un senso alla vita. Siamo una parte di questo